Tutto pronto per la quarta corsa, un confronto per cavalli di 3 anni, vincitori da 2 a 10.000 euro in carriera, sono in 8 dietro le ali della macchina. Al ruolo di favorita Furubrunnen Point, la figlia di Vivid Wise AS e Vivien F, allenata da Walter Zanetti, e lei la più attesa. Poi Phil Loved Bus, la favorita dell'apertura con quota in salita, 3 primi a fila per lei. Poi Flashpoint Call, validissimo all'ultima, e la positiva Frey SL. La macchina si muove all'1 Frida Pax, Carmine Piscuoglio, al 2 Frey SL Max Castaldo, al 3 Furubrunnen Point Andrea Farolfi, 4 Filosofia Jet Davide Cangiano, 5 Phil Loved Bus Manuel Pistone, 6 Forever Lorenzo Baldi, in seconda fila 7 Funky Gallo Francesco Facci, 8 Flashpoint Call Marco Volpato. Autostart che inizia a prendere velocità. Si prepara al lancio. Partiti. Sono veloci Furubrunnen Point e Filosofia Jet. Parte alla grande dalla seconda fila Flashpoint Call, che taglia fuori tutti e si sistema secondo in corda e lascia così allo scoperto Filosofia Jet. Furubrunnen ha preso la testa come prevedibile, ha respinto Filosofia Jet e ora si trova al comando. Secondo in corda è Flashpoint Call, che precede Frida Pax, poi Phil Loved Bus. Prova ad andare all'attacco Filosofia Jet, fa spendere un 14,4 di primo parziale e un 28,9 di quarto a Furubrunnen Point. Poi si deve però adeguare all'esterno, non trova posto in corda. Va a fare la seconda pariglia Phil Loved Bus, anticipando le mosse di Forever, 600 metri di corsa passati in 44,6. Ritorna all'attacco Filosofia Jet, che si riporta su Furubrunnen Point. Flashpoint Call sempre a tiro dei primi. Frida Pax in corda, Phil Loved Bus che ha fatto la seconda pariglia precedendo Forever. Poi Frey SL, che a un giro dalla fine sembra intenzionata a muovere in terza corsia. 34 anche il secondo quarto di gara. Si è andati svelti e ci si appresta ad arrivare al chilometro con la mossa in terza corsia da parte di Phil Loved Bus, 1.15,1 in 1000 di gara. Phil Loved che scavalca Filosofia Jet e si porta ai lati di Furubrunnen Point, la quale è al comando richiesta per ribattere alla bordata della leva di Manuel Pistone. Poi Forever in corda, Flashpoint Call avanti a Frida Pax, insiste Phil Loved Bus all'attacco di Furubrunnen Point che prova la difesa strenua, è chiuso in corda Flashpoint Call con qualcosa da spendere. Forever in schiena Phil Loved a 200 dalla conclusione. Phil Loved Bus che entra in retta, arriva in vantaggio, insidiata da Forever. Poi Frida Pax e Flashpoint Call senza spazio, in vantaggio Phil Loved, insiste Forever, lo scatto di Forever che va su Phil Loved Bus. Forever che porta a casa la vittoria nei confronti di Flashpoint Call, che finisce molto forte ma tardi al terzo Phil Loved Bus. 34 a chiudere, 1.14,8 ragguaglio cronometrico. Forever e Lorenzo Baldi scattano dalla scia di Phil Loved Bus, vedono al loro interno arrivare minacciosa la sagoma di Flashpoint Call, che ha potuto correre però solo gli ultimi 100 metri di corsa. Andiamo a rivedere nelle immagini con Forever e Lorenzo Baldi che portano a casa la vittoria al secondo Flashpoint Call, al terzo Phil Loved Bus. Lorenzo Baldi che è anche allenatore di Forever per i colori del signor Pasquale Brisciano. La vittoria della figlia di Royal Brest a quota molto invitante di 30-1. Finisce bene come al solito al secondo posto Flashpoint Call, al terzo Phil Loved Bus.